This life for living. Oh, ease my mind, ease my mind. Cari amici, ben ritrovati, ultra decennale festa della birra Barbisano. Siamo in compagnia di Luigino Modenese e Roberta Primelo, rispettivamente presidente e vicepresidente del comitato. Luigino, partiamo con te, ben ritrovato e si riparte alla grandissima. Sì, anche quest'anno siamo qui alla festa, cominciamo questa sera già con una cosa molto forte come Peter Pan in impatto e abbiamo 3 fine settimana da fare e praticamente con tanta musica, tanta gastronomia e tante cose. È una gioia immensa vedere l'entusiasmo che si genera nel riproporre questa, come dicevi te, decennale festa della birra di Barbisano, che ha la capacità di mettere insieme giovani, adulti, generazioni di persone che vivono questa comunità in maniera intensa attorno al fare festa e stare insieme. Il periodo del Covid, sappiamo tutti, è stato un limite veramente per le famiglie, per i giovani e quant'altro. La testimonianza delle persone al servizio questa sera, che è la prima sera inaugurale, di vedere giovani e persone anche di una certa età, qualcuno in cucina, i giovani servire, in un numero così ampio di persone al servizio, devo dire, è straordinario. C'è una comunità che mantiene la sua tradizione, che mantiene la sua festa e che ama questo paese. Tu hai visto come dietro le quinte prima quanti piccoli minions abbiamo, tutti vestiti di giallo, tutti pieni di forza e volontà, che si chiamano uno con l'altro, hanno veramente tanta voglia di fare e noi siamo contenti perché tutto il paese partecipa. I sponsor sono importantissimi, credono ancora in noi sia per la versione estiva che per la versione invernale. Non ci siamo fatti mancare nulla, nel senso che abbiamo avuto l'onore di ospitare il Criterium Stars che chiude il Giro d'Italia, quindi lunedì prossimo ci sarà a Pieve di Soligo questa grande manifestazione ciclistica. Nella tradizione dell'accoglienza delle nostre comunità, quindi Barbisano, Pieve e Solighetto, è stato installato lo spiedo gigante, una forma di gratitudine rispetto agli ospiti nel portare una delle più grandi eccellenze del nostro territorio, un'eccellenza che attraverso le nostre proloco, le sensibilità, l'Accademia dello Spiedo, i maestri dello Spiedo, viene portata in Veneto, viene portata nel mondo e che doniamo in maniera direi straordinaria a questi grandi atleti. Lo Spiedo di domenica a mezzogiorno sarà donato, il ricavato sarà donato alle popolazioni dell'Emilia, dove abbiamo persone in questo territorio che attraverso la protezione civile adesso stanno lavorando con lo stemma del comune, con i mezzi del comune per dare una mano. Sì, come vorrei ripetermi, ma già questa sera abbiamo Peter Pan. Dopo abbiamo sabato prossimo Febbre 90, che è già un'altra cosa grossa, e dopo abbiamo sempre gruppi abbastanza importanti, diciamo. Una cosa vorrei riprendere anche una cosa che si è dimenticato un attimo con la Roberta, di Planning Community, che ci dà una mano con fare tutte le parti burocratiche perché non è semplice fare una Domani mattina avremo l'onore di intitolare il nostro Palazzetto dello Sport al senatore Francesco Fabbri, Ministro della Repubblica, persona che ha dedicato la vita per creare sviluppo in questo territorio, quindi domani è un momento forse di pochi minuti, nel senso che stiamo parlando di un'ora di evento, ma in cui il senso è molto profondo, cioè diamo onore
dopo tanti anni comunque è una persona che ha dato modo di creare sviluppo, ricchezza a un'infinità di comuni, a tutta la provincia di Treviso. Bolle in pentola, come dici tu, quest'inverno ci sarà qualcosa di caldo che abbiamo già anticipato l'anno scorso, però rifaremo la versione invernale e poi il prossimo anno, l'estate, saremo sempre qua. We've got enough, so stay with us, you're safe with us. Nel pomeriggio siamo onorati ancora una volta di dedicare un impianto sportivo invece a una persona della comunità che questo impianto ha fatto crescere, che è Virginio Colodè, che ha animato, sostenuto un'associazione sportiva come il Rugby Piave, e era doveroso fare questo passo in sua memoria e a sostegno di quella che è uno sport nobile come tanti di quelli che vengono praticati nella nostra comunità. Oh, ease my mind, ease my mind. Tell me I'm Quindi Luigino, a te il microfono, però anche con Roberta diamo appuntamento a tutti i telespettatori per i prossimi weekend fino al 10 giugno. Vi aspettiamo qui a Barbisano di Pieve festa della birra volontà, ma anche tanto buon cibo. E musica. E musica, venite a trovarci. until tomorrow. I'll be watching every shadow, thinking please keep us safe, keep us safe. Keep us safe. They placed us together. Oh, tell me why. Oh, tell me why. So if you can't face forever, then tell me lies. Oh, tell me lies. Oh, stay close, don't go. I gotta know. Oh, until tomorrow.